Il cammino UNESCO, il primo che attraversa interamente a piedi il sito delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, si compone di 4 tappe, da Vidor a Vittorio Veneto, percorrendo 51 km e affrontando un dislivello di 2265 metri. Per percorrerlo servono 3 notti e 4 giorni tra colline e antichi borghi della core zone di questo sito UNESCO. Fino ad oggi sono stati già 5.000 i visitatori che hanno certificato la loro percorrenza, decretando il successo del turismo esperienziale. Abbiamo capito quanto siano importanti le esperienze outdoor, cioè all'aperto. Ecco che per esempio il cicloturismo diventa fondamentale in questi territori, ma non solo il cicloturismo, tanti altri sport all'aria aperta, così come anche le passeggiate. Non a caso in questo territorio è stato anche inaugurato uno dei più grandi, più lunghi percorsi all'interno di un patrimonio UNESCO. Ma chi cammina in queste colline patrimonio dell'umanità? Il cammino del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con le credenziali che vengono scaricate, oggi siamo quasi a 5.000 credenziali scaricate, quindi vuol dire che 5.000 hanno fatto tutto il percorso, ci stanno stupendo perché arrivano addirittura da 30 paesi in tutto il mondo e alcuni sono lontanissimi, stiamo parlando dell'Asia, stiamo parlando delle Filippine, stiamo parlando dell'India, stiamo parlando del Brasile, degli Stati Uniti. La sfida è quindi quella di garantire un turismo sempre più sostenibile, ben distribuito nel corso dell'anno e ben garantito dalla qualità dei servizi offerti ai visitatori che ormai giungono a visitare questo sito UNESCO da ogni angolo del mondo. Sì, all'interno di questo territorio si è sviluppato anche un cammino, lo chiamiamo il cammino del Prosecco, lungo 50 km, che ha proprio la funzione e il compito di far scoprire questo splendido territorio e soprattutto anche la volontà che sia sempre più attrezzato in termini di ricettività e di servizi per i nostri turisti. Da tempo noi stiamo percorrendo questa strada della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E nell'ambito del turismo questo ci sarà sicuramente un beneficio anche da parte di tutto il mondo che noi conosciamo, questo bellissimo territorio che conosciamo e che è adatto al turismo.